Buonasera, ben ritrovati, ultima fascia delle nostre edizioni straordinarie, sono le 20:22, andremo avanti fino a circa alle 21. Vediamo subito il nostro bollettino regionale, bollettino che riguarda appunto i contagi rispetto a questa mattina. C'è un solo caso in più positivo, ricordiamo che invece questa mattina erano 0 i contagi nella nostra regione, sono 744 nel Veneto le persone attualmente positive, mentre sono 847 invece le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le persone ricoverate sono 269, 12 si trovano in terapia intensiva, di questi 12 nessuno attualmente è positivo, 2 purtroppo ancora i decessi rispetto a questa mattina. Ed ora veniamo subito al sondaggio che vi abbiamo fatto anche vedere, vi abbiamo proposto nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali, il sondaggio che riguarda gli stati generali. La domanda che vi facciamo sono la svolta per le riforme profonde, e se siete d'accordo, quindi rispondete sì, potete fare lo 0422162691, se invece non siete d'accordo e rispondete no, fate lo 0422162669 e la chiamata ovviamente è gratuita. L'esito di questo sondaggio lo potete avere nella nostra trasmissione di questa sera, subito dopo questa edizione straordinaria, nella trasmissione Ring. Dunque avete sentito oggi Luca Zaia ha parlato della fase 4, quindi una fase insomma che potrebbe arrivare, ha parlato anche delle linee guida, di quando rientreranno a scuola a settembre gli studenti, di capire che cosa accadrà, come si dovrà fare. Ovviamente tutte le scuole si stanno attivando in questo senso, ma adesso ci sono anche gli stati generali, abbiamo fatto l'esito, ne parleremo insieme. Lo vedo già sullo schermo Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Buonasera. Buonasera. Dunque, stati generali, insomma, un altro giorno di discussioni, come sta andando? Diciamo dal punto di vista del confronto sta andando bene, soprattutto oggi con le parti sociali. Lo scambio è sempre utile, poi le opinioni ovviamente possono essere anche articolate come è giusto che sia, però insomma credo che alla fine avremo dei materiali importanti per poter decidere una scelta di priorità che dovrà tradursi poi in programmi operativi, in programmi concreti, in richieste tra l'altro da fare all'Unione Europea per poter usufruire fino in fondo delle importanti risorse che verranno messe a disposizione con il fondo europeo che è definito ormai, si tratta solo di regolarne le quantità e le modalità. Quindi è una seconda parte dell'anno impegnativa, perché sarà un'economia ancora complicata, piena di difficoltà e di problemi, però al tempo stesso con molte proposte e molte idee per rilanciare il Paese. Ecco, se non sbaglio c'è stato anche l'annuncio da parte del Premier sulle novità riguardo alla CIG. Non ho sentito, mi scusi. E oggi dicevamo c'era anche la novità del Premier Conte sulla cassa integrazione, sulla proroga. Sì, è necessaria, perché abbiamo visto che nonostante i numeri importanti che abbiamo consentito, ricordo che la cassa integrazione è stata decisa per tutti i settori e per tutte le imprese da un dipendente in su, il peso rilevante delle chiusure ha determinato un utilizzo molto, molto importante. Basti pensare che nel solo mese di aprile di quest'anno è stata richiesta tanta cassa integrazione quanto nell'intero anno 2009, che pure era già un anno complicato di quella crisi. Quindi è necessario che ci sia questo prolungamento e anche questo recupero di evitare una interruzione dei tempi. Quindi l'annuncio è molto importante
bisogna anche definire e accelerare i pagamenti, ma soprattutto intanto bisogna tranquillizzare tutte le imprese che lo strumento è disponibile. Era una notizia attesa, molti erano preoccupati che insomma non ci fosse questa proroga e quindi insomma molte aziende si sarebbero trovate in grandissima difficoltà. Sì, non c'è dubbio, siamo ancora in una situazione molto fluida, c'è stata una ripresa dell'attività, qualche parziale ripresa economica, alcuni settori hanno avuto qualche rimbalzo positivo, altri sono ancora molto in difficoltà, molto diciamo delicata è la questione del turismo, vediamo che qualcosa si muove, da domani ripartono anche i voli e sono sbloccate le frontiere per tutta Europa e per molti paesi dell'est Europa, quindi dobbiamo seguire con molta attenzione quanto avverrà nei prossimi 2 o 3 mesi, sempre con grande attenzione ai rischi sanitari, ma ecco che allora bisogna consentire alle imprese di transitare questo momento difficile col massimo della tranquillità possibile. La cassa integrazione è davvero il primo punto, anche perché avendo noi deciso che non si possono fare licenziamenti, sarebbe una norma assurda se non fosse accompagnata da degli ammortizzatori sociali. Ecco, noi oggi abbiamo fatto un sondaggio di cui poi l'esito lo diremo nel corso della trasmissione Ring. Abbiamo chiesto se questi stati generali secondo la gente possono essere una svolta per riforme veramente profonde. Diciamo, il messaggio è stato un messaggio letto in maniera un po' ambigua, come se fosse una parata, mentre invece io penso che la presenza l'altro ieri dei massimi esponenti delle istituzioni europee sia stato davvero importante, perché dobbiamo tenerla agganciata all'Europa, perché da lì ci vengono e ci debbono venire sostegni ed aiuti. Quindi se vogliamo, se la politica si mette d'impegno, se le istituzioni e anche il rapporto con le parti sociali e le categorie economiche, come è venuto oggi, diventa veramente produttivo, sì, questa è un'occasione per programmi concreti, per scelte vere su come rilanciare il Paese. L'Italia è stata per 3 mesi il primo paese al mondo per contagio, oggi è il 7º, quindi è anche il primo paese che esce dalla morsa del coronavirus, quindi dobbiamo anche, come siamo stati i primi a gestire le difficoltà e probabilmente le scelte faticose di restrizione hanno avuto il loro effetto, visto questo calo della nostra presenza nei vertici delle statistiche. Adesso bisogna anche essere i primi a ripartire, dobbiamo anche cogliere questa situazione internazionale che in qualche modo potrebbe favorirci. Il Made in Italy resta una grande forza di anche esportazione, il nostro impatto turistico sia pure ripensato in una chiave che tenga conto delle novità, penso al nostro Veneto, penso a Venezia, è una carta da giocare a pieno, ovviamente molto alzando la qualità della proposta, ma credo che è il momento di rilanciare l'Italia. Ecco, io vedo qua anche dall'ANSA che è proprio in corso l'incontro sugli stati generali del Premier Conte con le associazioni comuni, l'Unione Province e le regioni. Sì, è un altro punto importante. Vede, uno Stato democratico ha un governo che voglia fare una gestione democratica ha di fronte a sé 2 grandi interlocutori. Uno sono le parti sociali, imprese, sindacati, associazioni, e l'altro sono gli enti locali, le regioni e i comuni. Sono le 2 articolazioni alle quali le istituzioni da un lato e la società dall'altro si organizzano per vivere, per lavorare, per produrre. Quindi l'incontro di oggi, prima con le parti sociali, adesso con gli enti locali, è fondamentale. Ricordo che nel decreto rilancio noi abbiamo già messo a disposizione 3 miliardi e mezzo, di cui 3 per i comuni e 500 milioni per le province e le città metropolitane, e quindi un passo è stato fatto, ma non basta, e soprattutto i comuni e le regioni devono essere protagonisti di questo rilancio. Ci vuole, pur nelle opinioni diverse, un'idea comune di paese, e soprattutto sapere che
sarà il territorio la carta vincente, non si vince dal centro, si vince dalla capacità dei territori di rilanciare anche se stessi, e quindi da questo punto di vista i comuni sono dei partner e dei protagonisti necessari. Pensiamo alla digitalizzazione, pensiamo alle infrastrutture, cioè tutto ciò che serve alle imprese per lavorare e alle famiglie per vivere in maniera adeguata il rilancio. Pensiamo al welfare, che abbiamo visto quanto è importante in questa fase di difficoltà. Quindi sì, i comuni e le regioni sono dei partner fondamentali. Senta, oggi è stata anche una giornata importante, perché è stato l'avvio della domanda per i contributi a fondo perduto. Lei che sappia, insomma, si diceva non fate tutti quanti oggi, insomma c'è del tempo, però probabilmente la gente, insomma, ha iniziato proprio alla grande. Sì, non è un click day, quindi c'è questo di tranquillità, che non è che chi primo arriva primo alloggia. Dopodiché è comprensibile che c'era tanta attesa, e quindi c'è anche l'ovvia risposta nel prenotarsi da subito, c'è anche bisogno di farlo. Però è una cosa molto importante che finalmente parte e che metterà, sarà molto anche interessante vedere il tipo di domande e la dimensione, su cosa si orienta. E credo che per esempio gli affitti e il bonus per gli affitti, che ricordo può essere ceduto, quindi c'è stato molte preoccupazioni e anche proteste per il fatto che era un credito d'imposta e quindi si poteva riscuotere solo l'anno successivo. No, non è così, può essere ceduto sia al proprietario e sia anche alle banche, quindi può essere trasformato subito in denaro. O anche gli interventi sulle bollette sono cose necessarie in un momento come questo, quindi mi aspetto una domanda molto diffusa. E siccome accanto a questo, sempre parlando di enti locali, noi abbiamo anche messo a disposizione 12 miliardi perché gli enti locali paghino gli arretrati che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, sia il fondo perduto sia questi erogazione di arretrati possono dare veramente una boccata di ossigeno in questa situazione che è ancora difficile. Senta, non so se magari lei può saperlo, quante domande sono già arrivate? No, non lo so. Non ci sono ancora ovviamente dati? No, magari qualche dato c'è, non ce l'ho io disponibile in questo momento. Appena ci sono li rendiamo pubblici. Ovviamente vi aspettate una... Sì, ci aspettiamo una rilevante domanda e anche variegata nelle sue richieste, ma come è giusto che sia, perché questi soldi sono stati messi a disposizione proprio per questo, perché le aziende ne possano usufruire, tenendo conto anche che abbiamo alle spalle 3 mesi, non un giorno di difficoltà. È molto probabile che ci sia, non la corsa, ma la presenza a chiedere. Mi pare assolutamente giusto. Senta, poi c'è anche, avevamo sentito alcuni sindaci, ripartenza delle scuole, sindaci che devono cercare di trovare delle soluzioni per il rientro ovviamente a settembre degli scolari, degli alunni, però dicono ovviamente da soli non ce la facciamo, questo abbiamo bisogno di un sostegno da parte del governo, quindi anche su questo fronte si apre un'altra partita. È una partita molto delicata, forse una delle più complesse che abbiamo di fronte, anche perché il piano, il protocollo va definito con molta attenzione. La ripresa delle scuole avrà 2 effetti. Il primo, un elemento di grande sicurezza in una situazione molto complicata, perché noi ci ricordiamo che le scuole sono state chiuse per prime proprio perché se c'è una cosa difficile da sostenere con i ragazzi, penso ai bambini, è proprio il distanziamento, cioè la cultura della vicinanza e del contatto è fondamentale, quindi un tema molto delicato, per cui i protocolli non sono pronti. Ma l'altra cosa è che aumenterà il numero delle persone in movimento.
noi sappiamo che quando terminano le scuole il traffico si riduce, no, in condizioni di normalità, e quindi noi a settembre avremo una coincidenza di problemi sanitari e diciamo di regole da gestire e problemi di mobilità. In più c'è anche la questione delle elezioni, e qui dovremo gestire anche questa situazione in maniera tale da pesare il meno possibile alla ripresa della scuola la necessaria, obbligata scadenza elettorale. Oggi il segretario del Partito Democratico ha proposto di fare le urne non dentro le scuole ma nelle palestre o in altre situazioni, proprio per non interrompere il flusso scolastico. Adesso, al di là del merito di questa proposta, che ovviamente andrà discussa, l'idea è proprio quella di dare un avvio sereno, il più possibile tranquillo, a un anno scolastico che sarà importante proprio perché abbiamo alle spalle un periodo di vuoto che insomma soprattutto dal punto di vista educativo ha pesato. Quindi sarà un settembre molto impegnativo ed è giusto che ci sia un rapporto tra governo e enti locali, non solo dal punto di vista, diciamo, del sostegno finanziario, dal punto di vista del sostegno organizzativo, cioè dobbiamo organizzare settembre con una grande attenzione, una grande collaborazione e anche in grande rapporto con i cittadini per gestire i disagi eventuali o le difficoltà nel modo migliore possibile. La ringrazio, grazie davvero. A voi. Buona serata. Grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie. Vedo che c'è la pubblicità, quindi ci fermiamo proprio per qualche minuto, poi torneremo a parlare anche proprio della scuola, perché insomma mercoledì insomma ci saranno, c'è la partenza degli esami di maturità, quindi un esame di maturità che passerà alla storia. Ovviamente sarà un esame solo per quanto riguarda gli orali, e andremo a vedere, andremo a capire insomma come si stanno anche organizzando e come si sono organizzate le scuole per questo esame di maturità davvero nuovo. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio con quest'ultima parte della nostra edizione straordinaria, e proprio in questi minuti è stato siglato a Verona il patto delle ciliegie tra Matteo Salvini e Luca Zaia, che suggella la ricandidatura del governatore uscente alla presidenza del Veneto alle prossime elezioni regionali. L'incontro con il segretario federale della Lega a Verona è stata la prima uscita ufficiale di Zaia da Venezia dopo l'esplosione dell'emergenza sanitaria. Se lo possiamo vedere dalle immagini che riesco, eccolo qua, lo vedete, Matteo Salvini, Luca Zaia stanno parlando, sono a Verona, lo vedete davanti a voi, quindi suggella la candidatura mettere in sicurezza i bimbi, di Luca Zaia, mettere in sicurezza l'ospedale e dopo accendere la luce su tutta questa vicenda, senza la volontà di fare il giustizialismo, ma sicuramente chiarire bene per bene cosa sia accaduto, visto e considerato che il tema di un'infezione ospedaliera così importante in un reparto così delicato che è quello della neonatologia non è cosa di tutti i giorni. Partendo dal presupposto che i nostri ospedali hanno una gestione sulla quale non lesiniamo nello spendere per la messa in sicurezza, vogliamo capire qual è stato il motivo e quali sono state le cause, e dopodiché abbiamo il doveroso, purtroppo non riusciremo più a ridare la vita a quei bimbi, ai bimbi che si sono ammalati, ma sicuramente delle risposte anche sotto il profilo giuridico alle famiglie che hanno subito ovviamente questi lutti e questi danni. Io non aggiungo altro. Dunque avete sentito proprio in questo momento a Verona, lo avete visto anche accanto a Luca Zaia, Matteo Salvini, per appunto che suggella di nuovo la candidatura del presidente Zaia quale presidente della regione Veneto. Ed ora ci colleghiamo, e la vedo già sullo schermo, Maria Rita Ventura, preside del Canova. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Dunque oggi insomma sono tornati a scuola i professori per insomma le ultime cose prima di questo esame, che diventerà veramente un esame storico, che passerà alla storia, questo esame di maturità.
Sì, si sono insediate questa mattina le commissioni, quindi con presidente esterno e tutti i commissari interni, quindi questa è una delle particolarità di questa edizione straordinaria, diciamo così, dell'esame di Stato. Tutti i commissari sono interni. Ecco, come vi siete attrezzati per tutte le norme di sicurezza? Sì, allora diciamo il percorso è iniziato ancora a metà maggio, diciamo così, quando con il servizio di prevenzione e protezione abbiamo cercato, in collaborazione anche con la rete di scuole di cui facciamo parte, di stilare un protocollo per la gestione appunto del rischio da Covid-19 e poi abbiamo proceduto a sottoscrivere anche un'intesa con le organizzazioni sindacali proprio sulle misure organizzative e di prevenzione, diciamo così, inerenti ai locali scolastici e a tutte quelle misure di igienizzazione e di organizzazione per il contenimento, diciamo così, del rischio del contagio. Ecco, gli studenti arriveranno, non sarà proprio pubblico, potrà entrare solo una persona, giusto? Sì, allora lo studente potrà al massimo avere un accompagnatore con sé e verrà accolto fin dall'entrata dal personale scolastico che lo accompagnerà appunto in un locale dove attenderà di poter fare il suo orale. Nel frattempo gli verranno igienizzate le mani, verrà controllato ovviamente fin dall'ingresso che abbia la mascherina e attenderà appunto fuori da quest'aula in cui poi farà il colloquio. Dovrà arrivare un quarto d'ora prima del suo orario, diciamo, previsto e tra un candidato e l'altro, diciamo così, il locale dedicato ai colloqui avrà un'igienizzazione, in particolare sulla postazione appunto utilizzata dal candidato, cioè ci sono alcune misure di prevenzione per cui tutti i commissari sono distanziati l'uno dall'altro di 2 metri e quindi diciamo in una stanza che normalmente contiene 28-30 studenti appunto ci saranno i 6 commissari, il presidente e il candidato, quindi il distanziamento è assolutamente assicurato. Il candidato utilizzerà un suo computer e i suoi materiali, dopodiché appunto la sua postazione nel momento del cambio tra un candidato e l'altro verrà igienizzata e verranno ovviamente areati i locali. Questo, come dicevamo prima, insomma, sarà un esame che sarà ricordato sicuramente nella storia per essere un esame completamente differente da quelli che siamo abituati a vedere durante gli altri anni, insomma. Certo, sì, come dicevo prima, oltre al fatto che la commissione è composta interamente da commissari interni e quindi i ragazzi hanno davanti i loro docenti dell'anno, diciamo, oltre a questo non dovranno affrontare le 2 prove scritte, in sostituzione delle prove scritte ci saranno delle parti dedicate durante il colloquio, per cui in sostituzione della prima prova di italiano ci sarà la discussione di un testo di lingua e letteratura italiana già affrontato durante l'anno. In sostituzione della seconda prova invece ci sarà la discussione di un elaborato prodotto dal candidato stesso sulle discipline di indirizzo che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta. E poi il colloquio, diciamo, prosegue secondo le solite modalità, quindi la proposta da parte della commissione di un materiale, diciamo era quel materiale che l'anno scorso era estratto fra le famose 3 buste, ecco quest'anno invece viene predisposto dalla commissione, ma d'altra parte già la riforma dell'esame di Stato lo prevedeva a prescindere da questa situazione di emergenza. E quindi la Commissione elaborerà questo materiale che potrà essere un testo, un documento, un progetto coerente con il documento del Consiglio di classe, quindi col percorso che ha fatto la classe durante l'anno. E questo materiale proposto dalla Commissione verrà discusso in un'ottica interdisciplinare dal candidato. Poi una parte relativa ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ex alternanza scuola-lavoro e infine un approfondimento su cittadinanza e Costituzione. Quando si prevede la chiusura degli esami di maturità?
Dunque, quest'anno chiaramente saltando le prove scritte c'è solo la fase del colloquio, quindi anche la parte diciamo delle riunioni preliminari è più contenuta, per cui ad esempio nel mio liceo, al liceo Canova, gli orali si concluderanno intorno all'1-2 luglio. Con 4 candidati al giorno, perché chiaramente i tempi sono un po' più lunghi diciamo del solito, in quanto c'è un'ora per il colloquio, ma poi c'è la valutazione del candidato e la parte diciamo dedicata all'igienizzazione e all'aerazione dei locali. Ecco, un'altra delle problematiche invece sarà a settembre. Sono tutti molto preoccupati perché ancora non si capisce come e che cosa accadrà al rientro invece degli studenti nelle scuole. Certo, allora lì stiamo aspettando le linee guida ministeriali, sicuramente sarà molto importante coordinarsi anche con il sistema dei trasporti, ad esempio, perché io pur prevedendo un eventuale scaglionamento degli studenti, una distribuzione delle lezioni in fasce orarie diversificate, certamente diciamo questa misura ha un senso di distribuzione degli studenti e per evitare gli assembramenti soltanto se poi viene supportato anche da un sistema dei trasporti che consenta appunto di rispondere alle esigenze degli studenti che ovviamente nelle scuole superiori della città vengono dall'intera provincia e anche oltre alle volte. Ecco, lei diceva un'entrata scaglionata per cercare insomma il più possibile di evitare gli assembramenti degli studenti, ma sarà inevitabile insomma ovviamente durante l'arco dell'anno poi insomma trovarsi in una situazione insomma comunque difficile. Beh, diciamo la difficoltà maggiore sta nella metratura delle aule, la metratura che è un vincolo diciamo ineliminabile e anche, come dire, assolutamente dato e non variabile. E quindi sicuramente a seconda ovviamente delle linee guida ministeriali che ci verranno date, però se ci chiederanno un distanziamento di 1 metro da studente a studente, ad esempio, non posso che pensare che in un'aula ci stia la metà del numero degli alunni solito e quindi l'altra metà dovrà seguire da casa. Certamente sarà più semplice che non un'intera didattica a distanza, nel senso che comunque sarà possibile innanzitutto assicurare a tutti quegli studenti che non hanno ad esempio copertura di rete nella loro zona di residenza, assicurare loro una scuola sempre in presenza e magari appunto turnando gli altri un po' in presenza, un po' a distanza, a seconda appunto di un'organizzazione che deve per forza di cose essere più flessibile. Ovviamente in attesa poi delle linee guida da parte del governo rimane ancora quindi l'idea, c'è ancora un'idea insomma di turnare gli studenti, alcuni a casa e alcuni insomma a scuola. Perché, ma diciamo dipenderà tutto dalle regole diciamo, e dalle richieste che verranno definite, nel senso che poiché come ho detto la metratura delle aule non può essere cambiata, se mi si dirà che in un'aula non è possibile contenere più di 15 studenti perché devono essere distanziati 1 metro l'uno dall'altro, o si raddoppiano le unità di lezione, ma questo comporterebbe un aumento dell'organico del personale, che come ho già detto in un'altra occasione è un'ipotesi che credo il nostro paese non si possa permettere dal punto di vista economico, perché bisognerebbe raddoppiarlo anche se temporaneamente con supplenti, ma comunque si tratterebbe di numeri importanti. Oppure l'altra ipotesi è questa, insomma, cioè quella di, pur scaglionando le entrate, gli orari, comunque avere un numero di studenti che ogni giorno segue a distanza, turnandoli ovviamente in modo da garantire a tutti anche una didattica in presenza. Certamente io sto parlando per la scuola superiore, certo, che è quella che io conosco. Certo. Senta, un'ultima domanda, quindi mercoledì si parte con questi esami di maturità, che cosa si sente di dire ai suoi studenti? Beh, ho già fatto il mio in bocca al lupo ovviamente
Mi sento di dire che sono giunti a un momento importante, tante volte si sente parlare di questo rito di passaggio, ci si interroga sul senso di questo rito di passaggio. Io credo che sia ancora molto importante perché comunque è un momento che porta a compimento un percorso fondamentale per la loro vita, che conclude anche la loro età adolescenziale e diciamo quindi è il momento di passaggio verso la vita adulta. Un momento tanto più importante quanto più ha richiesto loro impegno e fatica. Quella fatica che ha anche loro permesso di orientarli verso il loro progetto più importante, che è il progetto della loro vita. Grazie, io la ringrazio, è anche un in bocca al lupo da parte nostra a tutti gli studenti che da mercoledì inizieranno quest'ultima prova importante, seppur ovviamente diversa, degli esami di maturità. Bene. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie a lei, buona serata. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Dunque, se riusciamo a far sentire ancora un po', qualche minuto, il patto delle ciliegie a Verona, dove si trova in questo momento in conferenza stampa Luca Zaia insieme a Matteo Salvini, li vedete, se riusciamo... Dirvi che è stata una partita importante per noi perché sono già 111 giorni che siamo lì tutti i giorni sull'emergenza coronavirus. Devo dire che con Matteo ci siamo sentiti spesso fin dalle fasi iniziali di questa partita e devo dire anche, e non lo dico per piaggeria, che lui è sempre stato si è sempre costantemente informato sull'andamento delle vicende venete. E qualcuno dice è andata bene, abbiamo avuto 2000 morti, 6500 persone guarite, è stata una sfida importante. Chiediamo ancora ai cittadini di seguire le indicazioni perché ancora un minimo di virus, anche se poco infettante, c'è, e insomma la mascherina non è un vezzo e alcune restrizioni ancora non sono, diciamo, la volontà di opprimere le persone, ma la volontà di portare avanti un piano di sanità pubblica. Qualcuno prima, Matteo, mi chiedeva se sono qui a lanciare la campagna. Non lancio nessuna campagna, visto e considerato che le campagne si lanciano quando ci sono le date. Siamo davanti a un governo, vi ricordo, che ha rinunciato alla sessione estiva, è un governo che ha rinunciato a permettere ai governatori di fare le elezioni nelle prime fasi di settembre, è un governo che ancora tutt'oggi non si è neanche messo d'accordo al suo interno per stabilire una data delle elezioni. E dall'altro vi dico che, siccome qualcuno diceva ma qual è il dossier aperto sulla scrivania del Presidente della Regione, ce n'è uno solo, beh, c'è quello sanitario e peraltro devo dire, Matteo, lasciamelo ricordare, purtroppo siamo in apprensione in queste ore per le vicende del punto nascita della neonatale di Verona, e sapete che è stata chiusa sia la terapia intensiva neonatale sia il punto nascita e quindi l'ospedale della donna e del bambino per questa infezione ospedaliera che ha già causato dei morti, quindi delle perdite di vite umane di bimbi neonati, altri infettati con i postumi. Adesso stiamo attendendo l'esito della commissione che abbiamo nominato qualche giorno fa, e considerate che noi come amministrazione regionale abbiamo saputo dalla notizia giovedì scorso, cioè noi non sapevamo nulla di questa vicenda. Penso che sia doveroso mettere in sicurezza i bimbi, mettere in sicurezza l'ospedale e dopo accendere la luce su tutta questa vicenda, senza la volontà di fare il giustizialismo, ma sicuramente chiarire bene per bene cosa sia accaduto, visto e considerato che il tema di un'infezione ospedaliera così importante in un reparto così delicato che è quello della neonatologia non è cosa di tutti i giorni. Partendo dal presupposto che i nostri ospedali hanno una gestione sulla quale non lesiniamo nello spendere per la messa in sicurezza, vogliamo capire qual è stato il motivo e quali sono state le cause, e dopodiché abbiamo il doveroso, purtroppo non riusciremo più a ridare la vita a quei bimbi, ai bimbi che si sono ammalati, ma sicuramente delle Dunque risposte. avete sentito la conferenza stampa che sta andando, che è in corso proprio in questi minuti a Verona, dove appunto c'è il Presidente della Regione Luca Zaia e Matteo Salvini, dove si suggella la ricandidatura del Presidente Zaia.
Non so se siamo arrivati alla fine o se ho ancora un minuto, perché oggi è stata anche la giornata dove è stata disponibile l'app, la famosa app Immuni, e noi siamo andati a sentire un po' la gente per vedere come aveva preso questa app e se molti avevano scaricato la famosa app nel cellulare. Quindi vediamo, siamo andati a Vicenza e vediamo che cosa ci hanno detto. L'app Immuni da oggi sarà attiva su tutto il territorio nazionale. Dopo la sperimentazione in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, ora sarà dunque possibile usarla anche in Veneto. Servirà per tenere traccia di un eventuale incontro con persone positive al Covid-19 attraverso codici numerici anonimi. Nulla di obbligatorio, ogni passaggio è volontario. Una volta installata tramite Bluetooth, l'applicazione dialogherà con tutti gli smartphone abilitati. Sono già 2.200.000 gli italiani che avrebbero già scaricato l'applicazione nel proprio cellulare. Cosa ne pensano i vicentini? Vediamo se funziona. Diciamo innanzitutto, prima di scaricarla vorrei appunto vedere un po' i pareri in giro, sapere se funziona. Se mi viene fuori sul telefono che c'è qualcuno di positivo accanto a me, devo sempre essere preoccupato, non capire chi è, perché ho sentito che c'è una distanza di 7 metri. Quindi in realtà devo ancora capire l'utilità e soprattutto se funziona. Se funziona ed è utile appunto per la comunità, allora sì. Ho qualche dubbio che il 70% degli italiani aderiscano, ma non tanto per il fatto dell'applicazione, che comunque ha la sua utilità, ma per il fatto che la maggior parte sono anziani e non c'è cultura ovviamente. Non è certo un sistema proprio identificativo per capire se le persone sono contagiate o meno. Credo che la sanità può agire anche diversamente. Per ora non l'ho ancora scaricata, però credo sia una cosa utile se si può tracciare meglio il virus nell'Italia. Beh, diciamo che secondo me o la usano tutti oppure sì, l'efficacia comunque è limitata, per quello che ne penso io, insomma. Poi vedremo. Siamo arrivati al termine, vi ricordo fra qualche minuto la trasmissione Ring, in studio ospiti Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del PD, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, il senatore Massimo Candura, e alle 21:50 padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Sant'Antonio. Dunque vi ricordo fra qualche minuto Ring e durante la trasmissione ci sarà il risultato, l'esito del sondaggio che vi abbiamo proposto nel corso dei nostri telegiornali, nel corso di questa edizione straordinaria. È davvero tutto, grazie davvero per averci seguito e buona serata.